Comandante, è sempre una gioia incontrare i bambini, soprattutto ecco, in questi giorni dopo quello che è successo a Santa Croce di Camerina. Sì, il rapporto con i bambini è fondamentale per molti aspetti, perché i bambini sono gli uomini di domani, i bambini sono il nostro futuro, sono la nostra principale ricchezza. Noi tutti come forze di polizia, come Stato, prefetture, eccetera, siamo costantemente impegnati per cercare di preservare la loro sicurezza, la loro salute e in questo senso si inserisce il progetto del Ministero dell'Interno, raccolto poi da tutte le altre forze di polizia, quello di cui ha parlato il prefetto, no alla droga, al bullismo delle scuole e quindi la giornata, la mattinata odierna che ha consentito di far vedere ad alcuni bambini di Agrigento, di una scuola elementare, l'attività che viene svolta dalle nostre unità cinofile antidroga. E la cosa più bella è vedere la curiosità che anima questi piccoli cittadini, questi bambini che chiedono, ma che poi sono le domande di sempre, come vengono addestrate, ma vi vogliono bene, gli volete bene, quindi è una ricchezza, quella della curiosità dei bambini, che va coltivata, che va fatta crescere giorno per poter creare dei migliori cittadini di domani. Sua Eccellenza, il fatto di incontrare il futuro di domani, le nuove generazioni, è importante soprattutto in questo preciso momento dove è successo quella cosa grave di Santa Croce Camerina. Ma l'incontro con i ragazzi, le future generazioni nei confronti delle quali noi abbiamo assolutamente un dovere, quello di lasciargli un mondo possibilmente migliore rispetto a quello attuale. Ecco, nell'ambito di questo dovere, questo incontro con i ragazzi su un pericolo, e il messaggio è stato questo: la droga è un pericolo. Uno della Guardia di Finanza, un militare, ha detto molto più sinteticamente, in maniera più forte: la droga è morte. Ora, questa iniziativa in qualche modo si ricollega a una direttiva del Ministro di sensibilizzazione presso gli studenti sul fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti e del bullismo. Terremo questo tipo di incontri anche in altri comuni della provincia, sto concordando con il colonnello della Guardia di Finanza questo tipo di attività.